possiamo pensare. Hai voluto con la Lega fare il federalismo, il federalismo vuol dire che il trasporto quando uno inizia a dire queste belinate vuol dire che non è più argomenti da dire. Ma se tu a me le politiche della Lega sono fuori strada. Che fu? Che c'è? Avevo risultati su televisione, sì o no? Ma perché tu non hai fastidio? Sì. Mi vuole fare diventare completamente pazza? Scaziata! Mi sta facendo perdere un finale del film! Sì, ci feci perdere i finali! Vostia non si è visto manco l'inizio e mi parla dei finali! È da un'ora che dorme, lo vuole capire che è da un'ora che dorme, è da un'ora che dorme, è da un'ora che dorme! Quando è che rompo? Da un'ora, da un'ora, da un'ora! Ma che sei scema? E poi non era un film. Ma che cucchio, come non era un film? Era una trasmissione politica. Ma chi sta dicendo? Succedono lui che si pigliavano a male parole, può essere mai una trasmissione politica? E poi basta, comunque, mi chiesto della comando, io andiamo a questa televisione, voglio vedere un film, annuvolo! Può morire. Ma che sei cretina? No, diciamo le cose come stanno. Io sono esaurita, ha capito? Sono esaurita. E lo sa di chi è la colpa, eh? Avanti, vediamo se indovina. Di chi è la colpa, eh? Di chi è la colpa se sono esaurita? Di chi è la colpa? Di chi è? Aspetta, che ci stai pensando? La ci colpa, lo faccio io qui. La colpa è da papà. Papà, la colpa è da no, perché tu la rogazione a Ida non gliela sapessi insegnare. Perciò io la colpa non da rugna a te, c'è la rugna a Ida, o papà. Ma un papà di cui? Ida, come sono più danna, o dare l'esempio o non ho dare l'esempio, come sorella maggiore. E per esempio, tu che esempio Rone, tu non ne un esempio, cara sorella più danna, perché tu nasciste tinta e facchina, lo capisti? Non ho capito manco una parola. Io sarei la sorella più grande di chi? Ma se sono mia figlia unica! Ah, aspetta, fai la spiritosa, mi rinneghi come fratello. E va bene, me ne stai fottendo. Ossia sta dando in numera. Senti, se tu non fossi mia sorella, bella madre, devi starsi come la regina. E ne lasci tante le caccagnate. Ma le sa, nonno! Io sono sua nipoti, Maria! Come posso essere di tesoro? E io ti rinnego come sorella, tu non sei più mia sorella. Mi pare che Ossia sta peggiorando di minuto in minuto. E io ancora che stai ascoltando. Sorella maggiore, fratello minore. Casinissi, va! A scuola c'è un bello papà che si sta rivoltando nella tomba, cara Caterina. Maria. Nonno, io mi chiamo Maria. Come schifio di chiami? Me ne stai fottendo. Mamma mia, che pena che mi faccio. Ma... E ora mi ritiro nei miei appartamenti, eh? Papà! Ti saluto. Papà! Papà, affacciati. Saluta la mamma. Avanti. Con te ne verremo pure a mangiare. Buoni siamo mesi. Mio nonno a colpi di Alzheimer mi farà diventare completamente pazza. Io che già... Ma... Capiremo come mi finisce. Sorella maggiore, fratello minore. Marco papà, che mamma. Io che c'avevo l'Alzheimer, ma non è che a me sparisciamo neri. Tinta e facchino. No, sono esaurita. Sì, sono esaurita, sì. Scandate. Perché si fa così? Si fa, eh? No, Io ero perché... sopra pensione e tu mi appari così come un fantasma! Mi appari vedi che non volti subito la piffozza! Maria, io quando già ti chiamai duoti. Che è colpa mia se tu non ci senti? E poi vissuto in questa maniera, vissuto! Maria, io guido macchina mortuaria. Non è che faccio pilota della Ferrari. Comunque, se sta divisa ti fa impressione, vuol dire che prima di iniziare a sinistra mi cancio le scale.
Senti Carmelo, non è proprio il caso che fai il cretino, va bene? Castari, muto! Ma Maria... Muto! E mi devi lasciare sfogare. E non ti potevi sfogare prima che tornava in, no? Carmelo, tu lo sai quello che ho passato in questi ultimi giorni. Ho passato l'inferno, ho passato. L'inferno. Io ho passato l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. Senti Carmelo, se tu non già finisci, io bevuto aspirapolvere e t'abbiunga testa. Perché io sono esaurita, hai capito? Sto parlando con te! Io sono esaurita, hai capito che sono esaurita? Hai capito che sono esaurita? È bene che ti sappia che sono esaurita, tutti devono sapere che io sono esaurita! Abbiamo capito! Basta! E levati là, sta già che sta cravatta che mi fa impressioni. Ma secondo te io che mi sento meglio? Maledetto il momento quando ti passò per testa di rapire a mio nonno. Rapiamo il nonno e chiediamo il riscatto a tua nonna. Ti ricordo che io ci ho voluto mano, sei stata tu a voler insistere con il rapimento, tu! Risultato del geniale rapimento. Non solo mia nonna non ha pagato nessun riscatto, ma per giunta finge di non conoscere suo marito, perché lei finge, io sono sicura che finge. E a così, quando gliel'ho portato a casa, l'abbiamo fuori, a tutto noi. Ma chi te l'hai uito? No, niente. Morale della favola. Il nonnino arteriosclerotico non ristauca per cappata. Per non parlare delle altre disgrazie, se così le possiamo chiamare. Non mi riudare un gioco per favore picca nuca d'ammazzo. A me. A te, disgraziato. Come hai potuto fare scadere un biglietto gratta e vinci di 500.000 euro? Ho trovato questa storia, Maria, ti ricordo che il biglietto l'avevo dimenticato nel comodino. Quando non lo trovavo ormai era scaduto. E per la tua coglioneria abbiamo perso 500.000 euro, 500! Ma allora tu che fossi più aspetta di mia? Tu che ti facesti scicare dal nonno il biglietto da 1 milione di euro? E che non era scaduto, no? Ah, va dinne, va. Stavamo giocando a carte. A mazzetto. Non me lo scorderò mai più. Ieri Hai visto da vinciste? Sì? E chi vinci? Sto biglietto. Ora mi darà la rivincita però, eh? Facciamo una cosa. Io mi gioco sto mezzo frescaletto e tu ti giochi sto mezzo biglietto. È chic. Avevo vinto 1 milione di euro, avevo vinto. 1 milione. Non giocava a noi. O non l'avessi potuto incontrare. No, il non disonesto, feci pezzi. 1 milione di euro. 1 milione avevo vinto, capito? Maria, no, la camisa pulita. E va bene, e poi te lavo. Basta, Maria, facevo... Non ci pensavo più, e non pensavo sempre Come alla stessa faccio a cosa. non pensarci? Come? Come faccio a dimenticare che in questa casa la settimana scorsa è entrato 1,5 milioni di euro? E che cosa abbiamo fatto io e questo cretino di mio marito? Niente, non abbiamo fatto niente. Neanche il tempo di dire bicche bello, che era tutto già sfumato. Oh, Maria, basta! Che se continua così a mia mal difetti, io tu diventi scema. Già che... Senti, facciamo finta che non sono nato. Ma quale sogno? È stato un incubo, è stato un incubo. Penso alla vigilia di Natale mi viene da brividi. E non solo perché non c'avevamo i riscaldamenti. Oltre al nonnino abbiamo dovuto sopportare magari 2 bestie di mia cucina Anselmo. La stavo sciarriato con questo pace e venne a domandare asilo politico. Meno male che poi suo pace si viene a raccogliere. Noi e lui dobbiamo ringraziare. Fatto zio Ernesto, che ci ha salvati da quel pazzo di Anselmo e dalla miseria. Mischino. Ma tu Anselmo? No, dico, su Ernesto. Aveva capito la nostra situazione e mi ha fatto entrare nella sua agenzia di onoranze funebri. Comunque, io quella busta l'ho conservata. Brava, sabbala buona perché sa trovo nonno. Ho solo preso 50 euro per fare spesa alla stionda. Senti Carmelo, io vorrei passare questo Capodanno più serenamente di come passai un Natale.
Francamente non dario. E quindi sbarazziamoci del nonno. Ammazziamo. Magari ammazzarlo no, ma sruba la sua casa sì. Ma se tua nonna si fissò che Ingia non lo vuole. E noi ci buttiamo e subito a casa beccheria. E vabbè, facciamo quest'altro tentativo con la nonna. Sento, fai tu rimotto. Vatti a canciare e fatti magari una bella doccia. Io intanto preparo da mangiare. Maria Fazzo davvero fetuto motto. Vedi che mi stai a licenziare oggi stesso. Ma che dici, cretino? Non sono i fiori che hanno un profumo intenso che si appiccica addosso, è normale. Ah, è normale. È normale, però è fastidioso. Quando si mangia? Quando lo dico io. E tu quando dici? Ah, basta! Si mangia quando si mangia. Ehi, amico! Ehi! Vedesse che sua figlia è scema completamente. Mia moglie! Io ci consiglio di farla recuperare perché è pericolosa. Sì. Ma prima non c'era. Chi è che non c'era? Tu feto. Signore, c'è un feto di morto. Ma per caso lei sa che De Rossi morto? Sa fare una partita di gatte? Dopo, prima mi a fare la doccia. Sunaro. Ma quando mai? Te disse che Sunaro. Sunano! Chiave due Caturico, perché non c'era? Sì. Oh, c'è Ernesto. Grazie. Ciao, perfetto. Sì. Prego, accomodo. C'è qualche problema al lavoro, sì? No, tutto a posto. Appunto dico, fra ieri e oggi mi hai fatto 3 viaggi, tutti andati a buon fine, zio. I motti ci facevano una so bella compassa in Giuseppare. Uno si arrecreava a tagliare, parevano tanti re. I parenti tutti soddisfatti, tutti. Tutte felici, vero? Tutti soddisfatti, zio. E da ciò parte il nostro motto qual è? Rimborsato o soddisfatti? No? Soddisfatti o rimborsati? Soddisfatto o rimborsato? Adesso. A proposito, il signor Di Maria si è prenotato per sua suocera, però dice che c'ha a fare lo sconto, perché negli ultimi 6 mesi ti ha portato 3 clienti. Va bene, vuol dire che ci facciamo sconto come te. Comunque io non sono più per parlare del travaglio. Ho altri problemi per la testa, caro Carmelo. Quali sono questi problemi, zio? E quali sono questi problemi? Qui è che mi sono problemi da mattina al fino a sera, Voi è che mi fanno escere Ma pazzi, fai una voi. partita di gatte? Voi Anselmo. Zio, ma che succede? Come figa Anselmo che può succedere? Secondo me. Non dirmi che Anselmo è scappato di nuovo. Da 2 giorni. Va bene, ma lo sai che Anselmo ogni tanto fa qualche scappatella? Ogni tanto, ogni giorno. Tu ascoltaste la settimana passata la vincita di Natale con Ciuaica, Tu ascoltaste? No, ho capito. Tu pensavi di ritrovarlo qui. E francamente ci speravo. No, per fortuna purtroppo non è qui. Ti preparo un caffè. Grazie. E vabbè, zio, a fare. Anselmo è così. E tuo nonno che dice? Un nonno. Caio, guarda che bello. Caio. Adesso. Adesso. Sapete che ci Pasquale? Ma quando si mangia a Cainza? Mai si mangia! E che so, Le cose giuste migliora di giorno in giorno. Credimi, zio, non è facile combatterci uno come a chiso. Ma se suo moglie si fissò che Ingia non vuole. E che me lo fissa? Ma torniamo ad Anselmo. Perciò tu viniste il capo e vi succeda. Ah, non mi potevi fare una telefonata? Almeno risparmiamo in viaggio. Cammino, da stamattina ora te ne hai fatto 10 telefonate, caputo, 10. 10 o 3, zio. Te hai fatto un sacco di telefonate, ma tu non rispondi. Non rispondo. Ci sarà un telefono a toneria staccata, zio, un telefono qua. Quando tornate Palermo, la prima cosa che fece fu chiedere che malattia. Zio, il caffè è pronto. Grazie, Maria. Mi metto qui sul tavolo. Anch'io, perché stai? No, non penso. Maria! Chi lanciava il telefono Ingia stamattina? No! Sì, sicura? Sì! Secondo me o perché stai? Ho
vero, regà. Aspetta. Zio, ho il sospetto, anzi, la certezza. Col telefono cascavo, intro ho potuto cavaliere Ferlito. Io come ci a finire, te dice? Che come ci va a finire? Che l'avevo messo dentro il taschino della giacca, si vede che quando mi accalai, cascavo dentro. Ha certo che sei stonato, figlio bello, Che dire che l'operaio mi aveva avvisato, mi disse Carmelo, sento scrosciundato a punto. E tu? Io che cosa? Ci disse presto, per tutto cose. Bravo! Complimenti! Ora metti per esempio un caso che un cavaliere... Ferlito. Un cavaliere Ferlito. Che era ancora vivo e cercava di fare lo scuscio per attirare la pensione. Tu che fai? Ci dici all'operaio giù subito dal mondo, Poi non ci vai, lo sai? Sì, io non ero cavaliere che faceva scroscio, ero come telefono. Sì, ho capito, ma nel tuo caso che era ancora vivo? Io ero ancora vivo, ciao come telefono, perché fa una telefonata, no? La telefonata? Va bene, va, che meno che ne penso su, ma che posso, va. Sì, tu stai pensando, oh cavaliere, su è vivo, su è morto, io stai pensando, ma chi accattare un altro telefono? Io c'è ragione per me. Comunque, insieme non ci vai. Un caffè non mi pigliare, me lo posso magari vedere. Ma come un caffè non ti pigliasti? Mario buttavo caffè. Sì, lo buttavo. Comunque, Carmelo, io ti saluto. Senti, fammi la cortesia, subire al essere tuo cucino. Avvisami cortesemente, va bene? Ciao Maria, io me ne vado. Ciao zio. Ciao. Stai tranquillo per Anselmo, vedrai che si farà sentire. Speriamo. Sì. Aspetta zio, ti accompagniamo. Sta bene lì al suo squadra. Andiamo zio. Senta lei, venisse qua. Ma fa una cortesia. Ci sassi. Vabbè, zio, lascialo vedere. Non ci può fare. Facchino è malarugato. Ti giuro che se per caso tuo cugino Anselmo sbarca di nuovo qua, io lo so primo. E poi recapito la salva a suo padre. La salma. Il salmone. Chi per buttarci la sua pace da pigliare il furgone. Comunque tu ammazzalo, a qua a buttare cielo ci penso io, tanto ormai sono del mestiere. Salmone o baccalaro? Ti avverto, se dovesse venire qua, potacillo a suo padre, ai carabinieri, alla protezione animale, insomma, io qui non la voglio. Ma perché ti sta incazzando? Io sono sicuro che qua questa volta non si fa vedere. E speriamo che le tue parole appianano un cielo. Mi vado a fare la doccia. Sì, e sbrigati, perché fra poco si mangia. Si mangia? Oh, si mangia o non si mangia? Ma vuole sedere? Disgraziate, mi stanno vogliono morire dalla fame. Ma qualche giorno mi chiamate, mi fingo pazzo e me ne scappo da casa e che io non ci vengo più. A così si signoro. Avanti, levassi sti gatti che devo apparecchiare. Si mangia? Sì signora, Avanti, si mangia. guarda i gatti, dai. Si sta a lavare in mano. In mano pulite il laio, non mi fate perdere tempo. Sì, sta a lavare in mano. Sì, ma sempre idea, come nera. E io lavare in mano, e ogni tanticchia me lavare in mano, laio tutte spanzate. La via con partiti che mano. E mi posso mangiare. In mano, ogni tanticchia, sempre queste mani, vedi, vabbè. Oh, nonno, che ci fa che entra? Tu di stessa volta. Ma chi è sto coso moncio che pare mobbo? Oggi sta venuto che ti facciamo! Nonno, ti spicciassi che stai ghiacciando. Appruciai! Muovi tu non sono binetto, ghiacciai. Avanti, in mano mi lavai, sei contenta? Sì. Senti, vedi che andò al bagno, c'è uno a un'ora.
Poi che lo devo fare fai? Carmelo, sbrigati che si mangia! Ora mangio, che me ne fondo della voce. Aiuto, stai pensando. E chi è? Non posso aspettare più? Carmelo sta arrivando. Carmelo? E che me ne fondo di Carmela mia? Io ho fame. Suonano. Chi è, carissimi? Io ho fame. No, dopo. Suonaro. Ma quando mai? Certo che così avevi una bella fantasia, no? Do sonavo. Ti stai dicendo che suonano? Ma che sta dicendo? Quando mai? Avete non girato? Ma siete uno schifo faceva a sapere che stavano suonando? Bravi, ci vedo qui. Sì. Carmelo! Carmelo! Oh mio Dio, no! Che fu? Che succede? No! Carmelo, no! C'era fermo! Ma dove lo stai cercando, cretino? È dietro la porta, ho visto dallo spioncino! Andare la porta! Sì, che dobbiamo fare? E che può fare, Maria? Chi è capace che niente a volta in terra? Non ti ne va, che devo appareggiarsi per forza! Maria, Oh, ma chi è sto modello? Stanno suonando, ora vidici! no, che rapi! No, non mi fai no! Ci rapio! Ci sono due in carrera. Come lui? Ma lo sapete che siete curiosi? Perciò facete aspettare Cristiana nella volta per mezz'ora. Ma cosa ne pensi? Buongiorno. E tu te ne vuoi strecchere con un buongiorno. Babba, visto che non parla. Ma dico, vi rendete conto di chi tu combinate o no? No, che combiniamo? Facete cascare, faccio intendere. Che commento ti faccio davanti alla mezzina? Ah, questa ragazza perciò è... La mia legittima fidanzata. Alessia, saluto. Alessia! Sono la legittima fidanzata! Chi si chiacchierisce io? Saluta! A tesoro, ehi, la vedi? Uno e tu, saluta! Ciao! Ciao. Sono Alessia! Alessia. Ciao! Sono Alessia! Alessia. Vorresti che arrogata piccerita? Bravo. Tu chiedi se si storia? No, perché? Come c'hai un coso, la chiappatopo? Un coso? La chiappatopo? Sì, ma accappatoio, no accappatoio. Va bene, acchiappatoio, che si preci. Adesso ti... Ma chi è? Si mangia? Sì, noi in effetti... Forse a dica, no? Ci stavamo sedendo. Basta. Ho capito tutto. Mi stavate aspettando. E mi preparaste magari a mangiare. Perché la voce del sangue, la voce del sangue. E io facchino che piccione avevo anche rimproverato. Ma ragazzi, un pugno da faccia, Te la razzo due. Bravo, bravo, mi meritassi, c'hai ragione, tuo pugno. Aspetta. Piatto. L'auso piatto. E per giunta vi sentivate che non sarei venuto da solo. Ma come schifo che siete arrivati? La voce del sangue. Vedi, miei cuginetti, vedi, stai no? Bacia i cuginetti. Minchioli già tu, però non si sente. Caccare bacia i cuginetti. Sono sempre là! Vieni via, uno e due, sempre in caso. Bacia. Ciao! Ciao. Sono Alessia! Alessia. Ciao! Ciao. Sono Alessia! Alessia. Mano. Finita bene, no? Maria,
Antonella. No, non se ne sta vogliando, Perché non avessi mai perciò oramai abbiamo chiarito, non sarò più offeso, no? E poi ne preparate da mangiare e ne andiamo. Ma che siamo qua stasera? Che vuoi? Ma posso trovare sta giacca? Sì, mettilo già nell'attaccapalla. Aspetta capo su stai tornando. Fai come se fosse a casa tua. Avanti. Tutto a posto. Allora io mi assetto. Io sì. Pure io? Sì, assetti di mangia. Ma è occupato! C'è uno! Chi tu è? Un anno. Dove sei? Già, È un anno. occupato di un anno! Sì, un anno. Assettati già. Oh! Già. Dove? Maria, chi sta romano mi fa mangiare. Già, assetti. A leggio. Caccia o piatto. Ma che sono i tuoi figli che stai? Ah vai, un anno. Che sono scudato tutti i partiti dei gatti che hanno invece un papà vigilia di Natale. Ah! Un ruoto! E tutto ruoto tutti i puzzati che Teresa quando sbagliava a giocare. Ma te sta dicendo? Oh gatti, era Rossia che sbagliava, non io. Iaffio, vedo che ti sta confondendo, eri tu che sbagliavi. Io non sogno Affio, io sono Anselmo, Affio i due. Io mi chiamo Carmelo, no Alfio. Comunque Maria, la pasta è bella. Poco freddina ma gustosa. Ma d'altronde sulla pasta è fritta, la colpa è da nostra che viene mutata. Signorella, scusi, ma lei che è surda? No! Siciliana sono! Ma chi c'entra? Sciamonita che tu ti dici una settimana? Ma lo sai che è spassosa? Una ciuascia. Ma da che chi sei a mezzo? È un po' cuore. Ma ti senti o ci senti buonanza? Dell'orecchio destro, l'orecchio sinistro lascia un po' che desiderare. Ma per il resto è perfetta. Alessia, faccia dire le cosce. I cocci! Ah, i cocci mi piacciono da pollo! Roberto no! Perché c'ho un po' stoppuso! Ma che c'entra, Sciamonita? Cattamo! Va bene, Cacarosa non mi conosce, questo si intimidisce un pochino. Ah, piccerita. Comunque, chi c'è per secondo? Niente! Non è vero, vede che sono monsegnare, perché io nella cucina vi sta salsiccia e che patate. Ah, vai, babbo sonazzi. E chi c'è da affrontarsi? Capisco che la salsiccia non è un piatto raffinato, è vero. Ma a me la salsiccia mi piace. E ci piace magari la Alessia, non è vero che ti piace la salsiccia, bella? I cocci, Roberto no, perché c'ho un po' stoppuso! Stiamo parlando di salsiccia! Comunque, ci piace magari la salsiccia. Perché a mia... Ci piace magari la a mia porcina? ne sciupasto, passa salsiccia e che Ah, patate. ho picchio, oggi non facete complimenti. Fermo! No! Di qua non si passa! Niente salsiccia e niente patate. E perché? Visto che ho primo con calastico! Ci permette o no che ne pigliamo un mozzucone magari non altri? Oppure un mozzucone devo pigliare tu denaricchi? Ma perché ti fai mangiare magari oggi? Se non ti fa troppo schifo! E se ci permette naturalmente. Ma allora, Adama non era conciata per oggi. No. Non mi stavano aspettando. Ma con schifo io ti stavo aspettando. Più che altro temevamo che tu venissi! Grazie, un pugno nella faccia. E io come sopra, due. E va bene, togliamo il disturbo. Alessia, Susi, I cocci, Roberto no! perché è troppo stopposo, capito? Anzi li mettono con il petto. Tutta capendo che non ne vogliono. E con non ne vogliono, Non ne merita. non ne merita, grazie Nanno. Tu però, tu cosa fai? Tu sei come schifoso chiami. Tu hai volte che hai cucini, non si trattano in questa maniera. Perché siamo o non siamo cucine? Perché se siamo cucine è una cosa, se non siamo cucine è un'altra cosa. Siamo o non siamo cucine? Anselmo, cioè, siamo cucini. Ma non è che ti posso tenere alla mia casa ogni volta che fai una minchiata. Cioè un giorno sì e un giorno no! Tu muta, tu non apparare. Tu chi si me cucina? E tu vai a stare muto. A chi me cucina e può dire tutto quello che vuole. E io ti dico due cose sole. Ah, prima che mi chiamo Carmelo e no altro. La seconda è chissà, vado in tua casa. Anselmo, i tuoi genitori stanno soffrendo, quindi Gioia vattene a casa! Scusate, ma posso avere un po' di salsiccia e che patate? Ma che siete scemi? E chi è tutto sto budello con un po' di salsiccia e che patate? Non possiamo fare! Basta, non ne voglio più, ho facito il culo, ora 10 anni! Voglio salsiccia e che patate!
Sta fare una partita a briscola. Non ho capito! Sì, chi sta poi indoppata? Mi ha fatto il solitario. Anselmo! 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 Alessia, fermati! Ma chi è, signor? Ma chi? Anselmo! Senti, per favore, ti fa buttare dopo, insomma, i tavinni. Quando sogno disgraziato. Io sogno disgraziato. Io sogno E disgraziata! veramente sono io la più disgraziata. Io sogno più disgraziato di tutti. Va bene, siamo una maniata di disgraziati. E Anselmo, fammi una cortesia. Vatti in a casa che già io nata mi ha rovinato. Io me no. Vabbè. Ma tu però, tu, uno schifo ti chiama casa, non sei tu però arrivati, che sbiziando sangue, roto sangue, fuori da casa, sbiziando tu, ospiti, arrivati, come mi stai chattando, che canaperata cucina insieme, e vaffanculo. Ma può essere che ogni volta a fare finire a tragedia? Ministro a Natale e combinato un frenno. Non è che ti sto organizzando magari per Capodanno. Ma che fai? Che angelo arrivi? Ma non stare muta magari tu. Ma io muta io stato! Non l'ha detto manco una parola! Manco una parola ha detto! Vuoi sapere che schifo chiacci sempre? Tu non mi vuoi bene! Va bene, va bene. Va bene. Vuoi capire che accanto non ne vuole, vuoi capire? Era un molo la tia. Era un molo la mia. Era un molo manco piccinino. Quale piccerino? È incinta. Incinta? Da quanti mesi? Quali mesi? 2 anni. Tu, Ionna? Ma siete proprio sicuri? Sì. Vero Alessia? Ah! Minchioli, cioè tu però non ci senti da accattare l'apparecchio. Ma una macchina con l'apparecchio! A fare un culo. Anselmo, Gioia. Ma com'è successo? Chissà, la caruccia che era da così. Secondo me aveva da così bello pezzo. È incinta di un bello pezzo o di 2 anni? Ma chi c'entra? Siamo uniti, che è da così su de roba, non cinta. Ah, perché invece Alessia si chiama, è incinta di 2 anni. Sì. Ma poi è incinta? La mezzita, un anno. È incinta di un anno? Scusate, ma siete proprio sicuri? Il Sì. test l'avete fatto? Io niente mi feci. Ma non tu, lei! Ah, aspetta, non te l'hai spiegato. Maria! Facisto te! Te! Sì, un lattimandolo. Ci penso io, va. Vieni Alessia, vieni con me. Assettiti. Il test l'hai fatto da sola? Oppure hai portato le urine per le analisi? No! Ma allora come schifo fai a sapere che sei incinta? Lo so e basta! Senti Carmelo, chissà non è solo roba e sudda, è magari cretina. Aspetta. Anselmo, parliamo da uomo a uomo. Ah, mia mi viene facile, te lo sai. Anselmo, tu e Alessia avete avuto rapporti? E certo, no, perché la carusa è un po' soldi. Ma di essere saputo discutere, avere una certa cultura. E mo magari lo cimene a sé. Anselmo, io parlo di rapporti sessuali. Spieghi del buono, no? E certo che abbiamo avuto rapporti sensuali, Che sai tu? Anselmo, rapporti completi? L'ho baciata. Ma non come posso passare a te? Che c'entra? Con la lingua? Almeno ci impoti. Mi vitti!